Tutto da Stefania Della Tomasa e un caloroso benvenuto alla quinta edizione di Educhiamoci 2025 in diretta da Vittorio Veneto, dall'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte. Apriamo quindi ufficialmente il via alla quinta edizione di Educhiamoci, giornate per l'educazione 2025. 5 giornate per condividere esperienze, idee, visioni che mettono al centro l'ascolto e la cura come strumenti di cambiamento. Dal 24 al 28 novembre Vittorio Veneto ospita il festival dedicato all'educazione. L'edizione 2025 ha per titolo Incontri, il dialogo costruisce ponti. Un saluto a tutti i presenti, in modo particolare ai ragazzi della terza A, della terza B, della terza C, della scuola secondaria primo grado Lorenzo da Ponte, eccoli qua. E un saluto a quanti ci seguono attraverso la diretta Facebook sulla pagina ufficiale Educhiamoci 2025 e sul canale YouTube Comune Vittorio Veneto. Vi invito inoltre a seguire tutti i profili social dedicati, inclusi Instagram e LinkedIn, e vi invito a visitare anche il sito ufficiale www.educhiamocivittorioveneto.it. Qui troverete tutto il programma giorno per giorno, appuntamento per appuntamento, troverete anche le note biografiche dei vari relatori, questionari di gradimento, anteprime e via via tutti gli appuntamenti integrali da oggi fino a venerdì. Inoltre vi potrete anche iscrivere per partecipare sia in diretta che online ai nostri incontri. Quindi 5 giornate per condividere insieme esperienze, visioni, idee che mettono al centro l'ascolto e la cura come strumenti verso il cambiamento, perché abbiamo bisogno di capire chi siamo e verso dove andiamo. Sono tanti gli appuntamenti e tanti temi interessanti. L'evento è promosso con il patrocinio dell'azienda ULS 2, marca trevigiana, e conferenza dei sindaci dell'ULS 2, con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, FISPA, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata, Centro Veneto Progetti Donna, CAV Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti, con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, e per l'ideazione grafica e il coordinamento ringraziamo Palcom. Come anticipato, il festival si suddivide in 5 giornate. Ogni giornata ha un tema diverso che si approfondirà con una volontà squisitamente scientifica, e quindi grazie a relatori di grande spessore che sono stati selezionati dal comitato scientifico presieduto dal professor Marco Scarcelli, che è qui con noi. Buongiorno professore, un applauso per lei. Ogni giornata è scandita da 3 appuntamenti: al mattino alle ore 10 l'incontro è con gli studenti, nel pomeriggio alle 17:30 l'appuntamento è per i professionisti dell'educazione e agli addetti ai lavori, la sera alle 20:30 gli incontri saranno dedicati a un pubblico più ampio, quindi aperti a tutta la cittadinanza. In sintesi, i temi chiave delle 5 giornate sono tecnologie, per quanto riguarda il tema della giornata odierna, per tutti e 3 gli appuntamenti questi temi sviscerati in maniera differente. E poi nella seconda giornata, cioè domani 25 novembre, sarà dedicata alla parità e alla prevenzione della violenza di genere. Non a caso questo appuntamento coincide con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il terzo incontro del 26 novembre è dedicato alle individualità, come sostenere
il benessere psicologico in un tempo di iperconnessione, e invece il 27 novembre la parola chiave sarà culture, uno spazio di dialogo interculturale nel quale la differenza non rappresenta un ostacolo, ma viene percepita come una risorsa, una ricchezza, una opportunità per costruire una comunità più equa, più giusta e soprattutto più solidale. E quindi il 28 novembre il festival si concluderà con un tema che stimolerà una riflessione sull'incontro tra generazioni, sul dialogo tra età e vari modi di comunicare tra le diverse generazioni, individuando quindi una comunicazione che va oltre il passato, oltre il pregiudizio, fino ad approdare alle straordinarie potenzialità espressive della letteratura che abbraccia la musica rap. Il linguaggio che cambia, si adatta e anche in queste nuove modalità educa. Vorrei cedere la parola alla sindaca di Vittorio Veneto per i suoi saluti istituzionali, Mirella Bagliana. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Io saluto cordialmente i ragazzi che sono presenti in sala, saluto tutti coloro che sono collegati online. Innanzitutto esprimo i ringraziamenti per tutti coloro che hanno lavorato e hanno supportato questa quinta edizione di Educhiamoci, quindi in particolar modo il professor Scarcelli dell'Università di Padova, veramente un grazie, e grazie all'Università che ci supporta in questa quinta edizione. Dico solo che questa quinta edizione è molto ricca e il festival in città sta crescendo e questo fa sì che Vittorio Veneto si dia la possibilità, insomma, a più persone di seguire questi argomenti e le tematiche che verranno trattate. Ecco, io mi permetto anche di fare un ringraziamento alla dirigente dell'Istituto Secondario di Primo Grado da Ponte per la disponibilità che dà per usufruire appunto di questi spazi. Altra considerazione che voglio fare: ringrazio gli studenti e tutti voi, i professori, i dirigenti, per l'impegno quotidiano che mettete nella vostra attività scolastica, nelle attività sportive, nelle attività sociali in generale. Abbiamo bisogno di voi per crescere in questo mondo. E altra considerazione: il Festival Educhiamoci secondo me è un festival che abbraccia più fasce d'età, quindi non solo voi ragazzi giovani, non solo gli insegnanti, ma soprattutto anche gli adulti, e dico solo che dobbiamo educarci costantemente e per sempre. Quindi grazie, spero che gli strumenti che verranno proposti siano positivi per voi e possiate raccogliere i migliori frutti, e vi auguro una buona giornata per oggi. Grazie. Grazie sindaca. Adesso vorrei cedere la parola all'assessore Enrico Padoan, assessore ai servizi scolastici e alla cultura. Assessore, questo evento giunge alla quinta edizione, però l'emozione è sempre tanta, soprattutto nella prima giornata. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte dalla bella Vittorio Veneto, e ringrazio Stefania Della Tomasa, ringrazio tutto il team di Palcom, e sì, certamente c'è una grande emozione nell'avviare questa quinta edizione, un'edizione a cui teniamo molto. Già è stato detto tanto in sede di presentazione con il coinvolgimento del Dipartimento FISPA dell'Università di Padova. Ringrazio anch'io personalmente il professor Scarcelli, che oggi ci darà il suo intervento. In generale ha coordinato la scelta dei relatori e delle relatrici che vedremo in questi 5 giorni. Sono giornate davvero ricche di riflessioni, di spunti, voglio dire, basati su ricerche, basati su chi ha trascorso la vita sostanzialmente ad esplorare questi temi, per cui davvero è una grandissima opportunità per Vittorio Veneto e per tutta Italia. Quindi davvero siamo contenti di mettere Vittorio Veneto al centro di questi temi. Anch'io ringrazio personalmente la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 1 di Vittorio Veneto, Rachele Ciccarelli, per l'ospitalità, perché si vede, percepiamo che da parte dell'Istituto Comprensivo e da parte di tutte le scuole di Vittorio Veneto si crede molto in questa iniziativa, per cui davvero un percorso che
che siamo davvero entusiasti di portare avanti. E un ringraziamento ai docenti e agli studenti qui presenti che ci seguono. Grazie ragazzi e ragazze, lo facciamo sostanzialmente in primis per voi e per le famiglie e per la comunità educanda tutta. E poi l'ultimo ringraziamento lo faccio all'ufficio scuola, l'ufficio servizi scolastici e scuola del comune di Vittorio Veneto, perché dietro la realizzazione di questo evento c'è un lavoro davvero quotidiano che va avanti durante tutto l'anno e che merita di essere fatto risaltare, perché questo è un lavoro che l'amministrazione riesce a portare avanti solo grazie al prezioso aiuto concreto delle persone che vi lavorano. Grazie a tutti e buon Educhiamoci 2025. Grazie Assessore. Una grande emozione anche per la dirigente dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, Lorenzo da Ponte. Grazie quindi a Rachele Ciccarelli. Immagino non soltanto l'emozione ma anche la soddisfazione di ospitare un evento così prestigioso nella sua scuola. Buongiorno a tutti e a tutti, e voglio fare un ringraziamento all'amministrazione comunale che per il 5º anno consecutivo ha scelto la scuola da Ponte, la scuola che rappresento, per questo evento Educhiamoci. In particolare volevo ringraziare la sindaca e l'assessore Padoan, con i quali ci siamo interfacciati molto proprio per la buona realizzazione di questo evento. Un ringraziamento particolare anche alla Palcon che ha organizzato queste 5 giornate e all'Università di Padova. Sono sicura che per i nostri alunni, ma anche per i genitori di tutta la comunità di Vittorio Veneto, questi 5 giorni saranno sicuramente molto interessanti e arricchiranno molto la nostra comunità. Vi ringrazio tutti e buon proseguimento. Buon lavoro a tutti. E ringraziamo e salutiamo quindi la sindaca Mirella Bagliana, Enrico Padoan, l'assessore ai servizi sociali e alla cultura, e Rachele Ciccarelli, dirigente del nostro istituto che ci ospita, Vittorio Veneto 1, Lorenzo da Ponte. A questo punto vorrei invitare tutti voi a individuare questo QR code che vi mandiamo in sovrimpressione e inquadrarlo. In questo modo potrete aiutarci a migliorare. A fine incontro potrete lasciare un vostro feedback, raccontarci com'è andata. Migliorare è possibile con il vostro aiuto. Noi vi ringraziamo anticipatamente. Ecco qua. Grazie. Entriamo proprio nel vivo del nostro incontro, facciamo un iperfocus e iniziamo un percorso che ci porterà a riflettere insieme il modo in cui viviamo e usiamo la tecnologia, le relazioni, come si sono trasformate nell'era digitale. E per farlo abbiamo bisogno del massimo esponente in materia, e quindi il professor Cosimo Marco Scarcelli, che è qui con noi, giunge da Padova, giunge dall'Università di Padova, e per farlo abbiamo bisogno di capire proprio dal punto di vista scientifico tutto questo cosa significa. E allora la presento. E con grande piacere chiediamo il benvenuto al professor Cosimo Marco Scarcelli, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell'Università di Padova. Nel suo lavoro accademico il professore Scarcelli si occupa di media digitali, relazioni affettive e costruzione dell'identità online, con un'attenzione particolare ai temi del genere e dell'intimità. Insegna corsi innovativi e partecipa attivamente a reti internazionali di ricerca che esplorano il rapporto tra tecnologie, emozioni e vita quotidiana. Ha condotto numerose ricerche sul mondo giovanile e sui media digitali e collabora a progetti di formazione e divulgazione per promuovere un uso critico e consapevole delle tecnologie tra ragazze e ragazzi. Il professor Scarcelli, come abbiamo già detto prima, è anche presidente del comitato scientifico insieme ai professori Graziano Cecchinato, Giovanna Miolli e Arianna Palmieri, quindi hanno selezionato i relatori che si succederanno nell'arco delle 5 giornate, e contribuendo quindi in modo decisivo alla qualità e soprattutto alla coerenza del programma che stiamo vivendo.
Professore, con piacere le cedo la parola. Grazie. Intanto buongiorno a tutti e a tutte, benvenute e benvenuti. Allora, io faccio un primo disclaimer, nel senso che questa presentazione durerà circa un'oretta, ma vi chiedo un supporto, nel senso che vorrei che riuscissimo a parlare assieme di questi temi. Quindi ho tante cose che possiamo esplorare, però l'importante è che appunto vediamo cose che possono essere interessanti per voi. Ci state? Va bene? Ok. Allora, di cosa parliamo assieme oggi? Parliamo di intelligenza artificiale. Vi dice qualcosa questa parola? Sì, che cosa? Ci sono esperienze, ci sono piattaforme, giochi, qualcosa dove vedete? L'avete provata? Sì? Tipo dove? ChatGPT è una piattaforma, no? Basata proprio sull'intelligenza artificiale. iPad? Copilot, un'altra piattaforma, giusto? Giustissimo. Gemini, quindi tutte piattaforme che lavorano proprio con questo tipo, no, di tecnologia. Non ho sentito? Aya, ok. E vi faccio una domanda. Su Instagram, per esempio, c'è l'intelligenza artificiale? Sì. E cosa fa? Ti consiglia dei post nuovi o dei posti nuovi, ok? Ti dà dei contenuti, giusto? Ok. Ah, ok, già qua c'è già un primo elemento, no? Il vostro compagno dice in base a quello che ho guardato, quindi in qualche modo impara da me qualcosa per poi farmi delle proposte. Esatto? Ok. E Spotify lo utilizzate? Sì? Lì c'è l'intelligenza artificiale? Sì o no? Qua c'è un po' meno... Sì o no? Chi dice no? Chi dice no? Chi dice sì? Sì? Ok. Lei dice sì. E cosa fa l'intelligenza artificiale su Spotify? Ti consiglia nuove canzoni. In base a cosa? Quello che ascolto, quello che faccio, no? I miei preferiti, e mi dà delle canzoni nuove che potrebbero piacermi. Ci piacciono sempre le canzoni che ci propone? Sì e no, dipende, no? A volte ci azzecca, a volte un po' meno. Ok. Allora, quindi abbiamo capito che, insomma, l'intelligenza artificiale è un po' dappertutto ormai, anche quando cerchiamo qualcosa su Google, non mi è mai capitato, la prima parte è una cosa abbastanza nuova, no? Fino a qualche tempo fa non c'era quella prima parte dove ci facciamo un po' un riassunto, no? È quasi come se ci dicesse, aspetta, guardo io in tutti i contenuti della rete e ti dico un po' cosa trovo. Quindi abbiamo questa tecnologia un po' dappertutto. Io le slide le vedo? Domanda, che faccio la parte... Sì, ok, perché io non vedo le mie slide, quindi volevo capire un attimo dove sono. Ok, super, eccoci qua. Quindi ce l'abbiamo un po' ovunque. Abbiamo magari qualche cosa tipo Alexa a casa, Google Assistant, abbiamo una serie di tecnologie che al loro interno contengono questa fantomatica intelligenza artificiale. Ma c'è un piccolo problema. Che cos'è questa? Una scatola di che colore? Nera. Sembra Alexa, è vero, un po', no? E perché la scatola nera è una cosa che utilizziamo per spiegare, no, quando nella nostra società noi facciamo delle cose ma non sappiamo benissimo come funzionano. Voi avete detto, noi usiamo Instagram, usiamo Spotify, usiamo delle piattaforme che ci suggeriscono qualcosa, ma noi sappiamo esattamente come funziona quel suggerimento? No, avete parlato di ChatGPT, di Gemini, eccetera, eccetera. No, noi mettiamo un prompt, si dice, giusto? Scrivo una domanda, un prompt, lui funziona, in pochi secondi ci dà una risposta. Ma noi sappiamo cosa c'è dietro? No. Questa è un po' la spiegazione della società contemporanea, no? Che viene chiamata Black Box Society, cioè la società della scatola nera, no? In cui noi spesso mettiamo dei contenuti, c'è un'elaborazione, ci danno dei risultati, ma noi non sappiamo esattamente cosa sta succedendo là dentro.
Ci sono degli algoritmi, se dico algoritmo vi dice qualcosa? Sì, no? Un processo che decide cosa mostrarmi, in che modo mostrarmelo. No? Allora, queste scatole nere però possono creare dei problemi, cioè se noi non sappiamo come funziona qualcosa, è più facile o più difficile essere ingannati o ingannate? Più facile, no? Se io non so, io vado per esempio, facciamo un paragone con una cosa un po' più vecchia, no? Vado in una libreria, in una biblioteca, chiedo un libro. Se il bibliotecario mi porta delle cose, senza spiegarmi perché mi ha portato quelle cose, potrebbe darmi dei libri che mi dicono cose anche sbagliate, giusto? O mi possono dire cose solo che guardano solo da una certa prospettiva quel tema, esatto? Se ho un bibliotecario più bravo, invece un bibliotecario più bravo mi porta tante cose diverse e mi aiuta a selezionare, a capire. Se io so come funziona la biblioteca, so anche come funziona questa selezione. Che per esempio nella mia biblioteca, nella mia città, non ci sono tutti i libri del mondo, giusto? Nella biblioteca ci sono dei libri selezionati. Ok? Allora, la società cosiddetta della black box, della scatola nera, dobbiamo un pochino capirla. Dovremmo cosa fare? Per capire cosa c'è dentro la scatola nera, cosa dobbiamo fare? Aprirla. Allora, quello che facciamo oggi insieme è provare un po' ad aprire questa scatola nera, a capire un po' cosa c'è dentro, in modo da essere più consapevoli delle cose che accadono quando usiamo le tecnologie digitali e le AI. O IA, dipende, intelligenza artificiale o artificial intelligence. Ok? Va bene? Questo è un po' l'obiettivo che abbiamo questa mattina. Allora, che cos'è l'intelligenza artificiale? Proviamo a partire prima da voi. Che cosa è secondo voi l'intelligenza artificiale? Come funziona? Proviamo, non ci sono errori qui, proviamo a confrontarci. È un algoritmo che elabora informazioni e mette a scuola di quello che chiedi. È un algoritmo, ok, quindi c'è una cosa scritta da un essere umano dietro, ok, che elabora informazioni e, scusa, mi manca l'ultimo pezzo? Che poi vengono mostrate a scuola di quello che chiedi, o attraverso quelle informazioni elabora. Ok, in base a quello che inserisco elabora risposte. Bene, qualche altra risposta? Allora, le AI è un insieme di tecnologie. Allora, già noi, prima cosa, quando apriamo la scatola nera non troviamo solo un elemento là dentro, ne troviamo tantissimi. Quindi l'intelligenza artificiale è un insieme di tecnologie, tante cose insieme, e anche per quello è complicato capirlo, è complicato anche utilizzarlo certe volte, no? Che cosa fa? Permette a delle macchine, no? I computer per esempio, di svolgere dei compiti. Che la macchina in sé, il computer in sé, senza l'algoritmo che diceva il vostro compagno, non può funzionare. Esatto? È quello che fa funzionare l'algoritmo. Allora, cosa fa l'intelligenza artificiale? Capisce i linguaggi? Riconosce le immagini? Sì? Esegue quello che dici. A volte prende anche delle decisioni. No, noi le vediamo, magari arrivo subito, arriviamo nel piccolo e diciamo, allora, ChatGPT, aiutami a scrivere questo tema di italiano. Giusto? A volte capita, e ChatGPT ce lo fa, e noi, che fantastico, in 5 minuti adesso posso andare a fare altro. Adesso vediamo come fa, prego. A volte provo a capire cosa pensiamo, in che modo? Facendoci delle domande. Allora, Senza sapere cosa. Ci fa delle domande sottointese. delle domande sottintese, cioè, alla fine questa tecnologia non è, si direbbe inerte, cioè non è ferma lì, no? Cioè non è come, parliamo di musica, lo so, a casa lo stereo, no? Mi metto la musica, schiaccio il pulsante e va. Però si interagisce nel senso che mi fa sentire la musica, ma non mi dice, no? Non mi dice vuoi andare avanti, vuoi andare indietro, vuoi ascoltare qualcos'altro. Mentre quello che mi dite voi è, questa tecnologia com'è interagisce. E quindi c'è uno scambio. E questa cosa la vedremo verso la fine di questo incontro, dove parleremo anche di relazioni, no? Quindi anche non solo di uso della tecnologia per fare delle cose, ma anche per le relazioni. Quindi questa è una cosa molto interessante, grazie per averla detta. Allora, le tecnologie che creano le AI, o l'IA, si basano su una grandissima quantità di dati. Questa è un'altra cosa, no? Un essere umano potrebbe fare più o meno le stesse cose, avendo consapevolezza di alcune cose, però ci vuole tanto tempo, no? Cioè, per esempio, se voi chiedete di riassumervi a qualcosa all'intelligenza artificiale, in pochi secondi vi dà una facciata, una pagina, mezza paginetta, quello che volete, di contenuti, giusto? Se voi lo chiedete a una persona umana,
deve leggere le cose, no? Dice ChatGPT, riassumimi questo libro. Un secondo è fatto, no? Dai a me un libro nuovo di zecca, dice riassumimelo. Ok, quando? Adesso? No, non ce la faccio. Ho bisogno di leggerlo prima, giusto? Devo leggerlo, quindi tutti quei dati devo immagazzinarli, pensare e produrre. Allora, tutto questo è velocizzato all'ennesima potenza con l'intelligenza artificiale. Questi sono alcune degli esempi di come viene utilizzata. No, allora viene utilizzata in tantissime cose, avete detto anche voi, magari a casa avete un aspirapolvere automatica, no? O che ha l'intelligenza artificiale perché mappa la casa e sa dove andare a pulire, per esempio, no? Oppure nello shopping, quando compriamo qualcosa online, chi è che ci propone delle cose? Avete mai fatto un acquisto online con i vostri genitori, magari? No? Faccio l'acquisto e poi mi dice, non ti interessa anche questo? Ma hai comprato questa cosa? Non ti piacerebbe abbinarci questo paio di pantaloni? Dice, ma cosa vuoi da me? No? Interagisce, mi propone delle cose e come lo fa? Attraverso l'intelligenza artificiale. Ma a parte gli scopi commerciali che abbiamo appena descritto, ci sono tanti anche scopi legati per esempio alla medicina. Quindi supportano a volte il lavoro medico nell'individuare delle malattie, per esempio. Oppure vengono usate a livello agricolo per calcolare bene, no? Se usare o non usare i pesticidi, quanta acqua dare, quindi ci sono una serie di attività che l'intelligenza artificiale fa al posto dell'essere umano. E uno dice, ma perché deve fare l'intelligenza artificiale? Come dicevo prima, perché, arrivo subito, perché l'intelligenza artificiale fa calcoli molto più veloci, no? E quindi anche ci sembra, dopo vediamo cosa vuol dire, ci sembra più precisi. Cosa volevi dire? No, che l'intelligenza artificiale ci aiuta in attività che facciamo quotidianamente e ce li agevola. Esatto, ci agevola, ci aiuta, no? Allora, però vi dico una cosa, ogni volta che le tecnologie ci aiutano, ci danno qualcosa e ci tolgono qualcos'altro, no? È sempre uno scambio. Che dobbiamo essere noi a capire se ci conviene, se vogliamo farlo in quel momento o no. Quindi non sto dicendo sbagliato non utilizzarla, no, sto dicendo che dobbiamo sempre essere consapevoli di quello che facciamo e guardiamo. Allora, abbiamo detto quindi una società black box society, l'intelligenza artificiale che viene usata in molte cose, ma tecnicamente, se dovessi spiegare a qualcuno, no, a mio nonno per esempio, no, mio nonno mi dice, ho visto queste cose sull'intelligenza artificiale, ma che cavolo vuol dire? No? Come glielo spiego in poche parole? Come funziona? Io okay, ho capito che inserisco delle cose, questa macchina lavora e poi mi dà un risultato. Ma questo lavoro che c'è dentro, come funziona? Lo sapete? Abbiamo già detto una parola prima, algoritmo, per esempio. Questa è una parola. Ci sono altri modi. Come funzionano questi algoritmi? Perché io vi dico, quando ero un pochino più grande di voi, qualche anno più di voi, ho fatto una scuola per diventare programmatore. Poi ho cambiato, ho fatto sociologia, ho fatto tante altre cose, ma in quella scuola io programmavo e scrivevo gli algoritmi. L'algoritmo era, ti do un input come essere umano, tu prendi una decisione, quella decisione crea un output. Per esempio, arrivo subito, la macchinetta, avete mai visto la macchinetta del caffè anche a scuola, a volte c'è automatica? Giusto, ci sono dei pulsanti, io schiaccio il pulsante, schiaccio caffè e cosa mi aspetto che esca da sotto là? Caffè. No, non è che mi esce il tè, giusto? Ecco, quello è un algoritmo, no? Input, lavora, sceglie il caffè, dal caffè output, un algoritmo molto elementare, però è un algoritmo. Cosa volevi dire? Allora, secondo me la mia idea sull'intelligenza artificiale è che non è niente se non viene programmata da qualcuno, perché non può esistere da sé. Cioè, ci sono delle persone dietro che forniscono delle informazioni e l'intelligenza artificiale le sviluppa. Giusto, c'è qualcuno dietro, ma vedremo anche che la novità dell'intelligenza artificiale è che è vero che c'è qualcuno che programma, che crea, che eccetera, o che dà contenuti, ma è anche vero che l'intelligenza artificiale impara da sé. E questo è uno dei grandi poteri, cioè ho delle cose nuove che vedo come intelligenza artificiale e imparo, e quindi si chiama generativa, creo nuovi contenuti, ti do delle risposte e delle interazioni. Dimmi pure. Anche l'intelligenza artificiale si può dire che è autonoma, perché sia le persone che l'hanno programmata non è che stanno tutto il giorno, se magari a qualcuno serve, stanno dietro per rispondere, perciò sì, è automatica e impara
Cioè impara da noi o impara dall'informazione che trova online? Esatto, impara e scopre cose nuove in qualche modo, no? Cioè noi gli diamo dei contenuti eccetera, ma guardando, facendo, poi impara cose nuove. E questa è una grande novità, no, rispetto al passato. Rispetto alla macchinetta del caffè, cioè non è che poi arriva davanti alla macchinetta del caffè, senza intelligenza artificiale, mi guarda e mi dice vuoi un caffè macchiato, vero? No, come al bar. Quando andate al bar in un posto che conoscete, il barista vi guarda e dice caffè macchiato in tazza grande, Marco, va bene, no? Quasi per dire ti conosco. Dimmi. Allora, io ho una domanda. Sì. Ma quindi se impara anche da noi può essere ingannata anche l'intelligenza Può artificiale? essere anche ingannata, cioè se io la istruisco male, oppure di proposito le do degli input diversi, chiaramente lei impara da quello che do io. Adesso vedremo, perché parleremo di una parolina che si chiama bias, cioè come il modo di istruire questa macchina poi crei delle differenze e delle disuguaglianze potenzialmente. Quindi ci arriviamo, quindi grazie anche di questo spunto. Allora, abbiamo detto, c'è un algoritmo, cioè un programma, qualcosa che aiuta l'intelligenza artificiale a imparare qualcosa. C'è poi l'addestramento, cioè come faccio io come fa ChatGPT in questo caso, avete citato, a capire tante cose, a imparare tante cose? Lo fa perché viene addestrata. Allora, devo spiegare voglio creare un programma, una tecnologia di intelligenza artificiale che apra la porta solo ai gatti. No? Io voglio far entrare dei gatti a casa mia, però non degli elefanti, non dei cani, non delle persone, per esempio, no? Quindi devo spiegare all'intelligenza artificiale, una telecamera, quando aprire la porta. Come faccio a dirgli aprila solo ai gatti? Dimmi. Magari posso fargli sentire il miagolio di un gatto, così potrebbe riconoscerlo, o anche le sue abitudini, i suoi orari, così sa anche lei orientarsi. Posso fargli vedere delle abitudini che ha un gatto, magari. Corretto. Intanto pensate all'intelligenza artificiale come un'entità che non sa cos'è un gatto, no? È come se adesso mi inventassi un nome di un animale con voi e vi dicessi che cos'è un nome a caso. Com'è fatto? Voi vi direste, boh, giusto? No, dimmi. Magari gli fornisci delle foto e delle prove pratiche, magari per esempio le foto della razza, cosa fa quella razza, per riuscire a orientarsi, come ha detto bene il mio compagno. Lo istruisco, giusto? Gli do i suoni, gli do le immagini, finché a un certo punto questa intelligenza... C'è anche una domanda, un intervento lì? Grazie. Oppure potresti installare una telecamera per mostrare che per l'appunto è il gatto invece che magari un altro animale. Quindi la telecamera che ha un occhio, fondamentalmente digitale, giusto? Che devo istruire quest'occhio a riconoscere, quindi gli do contenuti in modo che tante milioni di foto di gatti, tutti i tipi, rossi, tigrati, più grandi, più piccoli, tutte le razze, finché quella telecamera riconosce tutti i gatti. Quindi qualsiasi gatto arriva, ma arriva un cagnolino e la porta non si apre. Ok, quindi lo istruisco. Quindi l'IA che impara, e quello che cerca l'IA è una regolarità. No? Cerca, in base a quello che io gli do in pasto, di trovare figure, immagini simili. Va bene? Quindi quello che l'IA fa è usare questa idea di regolarità, e per farlo, arrivo subito, usa dei metodi che sono statistici. Quindi quello che c'è dentro quella scatola nera, intanto, fondamentalmente, non è una persona che pensa in base a livello emotivo, eccetera. Cerca dei modelli che già ha acquisito per restituirti poi una risposta che si basa su quei modelli. E quindi ha molto a che fare con la statistica, con i numeri. Ok? Dimmi. Quindi si può dire che l'AI ha memoria? L'AI ha memoria, impara, no? In base a quello che lei legge, vede, ma non è che lei si sveglia la mattina dal letto e apre i libri dei gatti, no? Gli diamo noi qualcosa, ok? E quindi impara. Quindi si può dire che se tipo gli diamo dei dati, li ricorderà per sempre? O... Dipende dalla tecnologia. Ci sono tecnologie che dopo la chat fanno sparire tutto. La maggior parte in realtà dopo le chat magari fanno sparire tutto per noi, se non vediamo noi qualcosa,
ma dietro, nella scatola nera, rimangono le cose. E quindi ogni volta che noi interagiamo in qualche spazio, l'IA impara. Pensate, capite, come se fossi da noi in sociologia si chiama un etnografo, cioè uno che sta e osserva, no? È come se io stessi tutto il giorno in classe con voi e ogni cosa che fate imparo di voi. Vuol dire che in 2 o 3 giorni quante cose posso sapere di voi? Parecchie, no? Cioè tante informazioni. Dimmi. Ho una domanda. Sì. Se io ho un'intelligenza artificiale che è un po' come un robot, quindi sa muoversi, sa magari muoversi, ecco, può diventare anche pericolosa se gli insegno delle cose sbagliate, magari gli insegno che va bene da picchiare la gente, Certo, insultarla. dipende come lo istruiamo. Se lo istruiamo dicendo che se una persona, non so, faccio un robot, un professore robot, sto qui. Bellissimo, questo robot sa tutte le cose del mondo, ci sa far dire tutto. Wow, non sbaglia mai. Wow. Però magari appunto gli diciamo che quando qualcuno di voi sbaglia, il robot dà uno schiaffo. No, il robot impara questa cosa. E quindi ogni sbaglio mi prende uno schiaffo. Insomma, pensiamola in modo più grande e quanto questa cosa potrebbe essere pericolosa, no? Certo, quindi stiamo già dicendo una cosa interessante. Ci sono tante attività, tante applicazioni dell'intelligenza artificiale che ci aiutano a fare delle cose e possono anche rendere il mondo migliore, così come, no, questo vale per tutte le tecnologie, così come c'è sempre il rovescio della medaglia, no? I pericoli, i rischi. Quindi rischi da una parte, opportunità dall'altra. Quindi noi cerchiamo di capire oggi un po' queste cose in modo da avere più opportunità e meno rischi. Dimmi. Abbiamo detto che l'IA gli dai delle informazioni e questa le elabora per poi ridartele. Cosa succede se gli diamo delle informazioni giuste e delle informazioni sbagliate insieme? Può ragionarci oppure... Dipende da come lo istruisco. Allora, giustamente tu dici, ma se io dico all'IA della porta, gli do 500 milioni di foto di cani, dico questo è un gatto, l'IA cosa fa? Questo mi stai dicendo, giusto? L'IA apre la porta anche al cane. Perché stiamo dicendo noi che quello è un gatto. Cioè noi stiamo dando una foto di un cane dicendo che è un gatto. No? Quindi dipende da dove prende le informazioni. Questa cosa qua, ti rispondo tra pochissimo facendo degli esempi. Se non lo faccio, me lo ricordi. Ma sono sicuro di rispondere con un esempio dopo sul tipo di immagine delle persone che crea l'IA. Ok? Bene. Allora, quindi abbiamo detto, vi faccio vedere degli esempi. Allora, questa è un'automobile. Sapete cos'è un digital twin? Cioè un gemello digitale? Che cos'è? È una copia artificiale, quindi che non esiste, di un oggetto che esiste veramente nella vita reale e che magari può farti vedere tutte le funzioni che potrebbe fare. Esatto. Allora, io prima progetto una macchina, la costruisco, devo fare degli interventi, no? Cosa faccio? Costruisco un modello digitale attraverso le IA e posso fare delle prove e dico, ma se io cambio questa cosa, cosa succede? No? Pensate a un aeroplano, lo progetto, faccio un twin, un gemello, non devo farlo volare per vedere se tutto funziona, faccio dei test, no? E anche qui sono tutti test predittivi, cioè statistici e quant'altro. Funziona con le automobili, funziona con gli esseri umani. Nella medicina succede questa cosa qua, no? Quindi per capire come è fatto il corpo o per magari anche provare a operare, no? Cosa faccio? Io appunto vi abbiamo detto, vengo dall'Università di Padova. L'Università di Padova nasce attorno al 1200, nel 1222. E se voi, non so se siete mai stati all'Università di Padova a vedere al BO, che è la sede centrale, c'è il cosiddetto teatro anatomico, no? È un'aula fatta a cerchi concentrici dove gli studenti si mettevano sopra e vedevano il professore sotto che spiegava come funziona il corpo. No? Anche sezionando, quindi come faccio a capire cosa c'è dentro? Apro il corpo di una persona defunta chiaramente. Devo aprire, devo fare... Con Digital Twin, pensate, io posso replicare il corpo di una persona e non devo più aprire corpi, eccetera, ma posso lavorarci dentro. Anche quando imparano magari i medici a fare degli interventi, lo imparano anche così, no? Così posso farlo, quindi faccio il Digital Twin del corpo. Ma pensate che nel marketing, per esempio, no? Nel marketing, nelle attività per appunto vendere le cose, ci sono digital twin anche delle persone umane. Cosa vuol dire? Vuol dire che vi faccio tantissimissime domande, voi mi rispondete e a un certo punto non intervisto più voi, intervisto il vostro gemello digitale, no? Che
fondamentalmente dirà cose molto simili alle vostre, quindi a me non serve più parlare con voi, basta, non mi serve più, parlo col tuo gemello digitale e immagino quali possono essere per esempio gli interessi di vestiti, no? Dei ragazzi delle scuole medie di Vittorio Veneto. Per dire, io guardando prima quando siete entrati ho pensato, se vendo delle felpe scure o nere, vanno più, no? Per la maggiore, vedendo un po' i colori che avete qui, no? Magari cosa facciamo noi sociologi, per esempio? Intervistiamo le persone per capire cosa fanno tutti i giorni. Cosa fai, perché ti piace, come lo fai, cosa provi, no? Ecco, se io raccolgo tutte queste informazioni posso creare un twin, un gemello vostro che mi dà informazioni su di voi. Dimmi. Ma se tipo cambiamo, il gemello deve essere riprogrammato, non è che cambia con noi? Ottima osservazione. Noi cambiamo, sempre, giusto? Cresciamo, cambiamo gusti, magari a un certo punto mi piacciono delle cose, dopo un anno basta, questa cosa non la faccio più, no? Vi è mai capitato che magari la nonna, la mamma, il papà, lo zio, chi volete, no, vi fa un regalo, vi rimanete un po' deluse e vi dice, ma non era la cosa che ti piaceva tanto? Sì, vabbè, 100 anni fa, no? Anche col cibo, adesso se vi piace una cosa adesso, vostra mamma, vostro papà ve la riproporrà per i prossimi 7000 anni, no? Quando avete 40 anni come me, andate a casa magari di un vostro parente, di qualcuno, vi dice, ti ho fatto la pasta coi fagioli. Ah, ma ti piaceva così tanto? Sì, vabbè, avevo 15 anni, no? Era un momento diverso, i gusti sono cambiati, ok? Quindi sì, se lo cambiamo il gemello continua a mantenere, allora diciamo così, che se è fatto molto bene, in forma predittiva potrebbe anche assomigliare molto anche al cambiamento. Dipende come è fatto, con che informazione viene nutrito, o se viene poi aggiornato continuamente. Dimmi. No, ritornando sempre al discorso di prima, Sì. Quando io programmo un'intelligenza artificiale, dopo io posso cambiarla? Cioè, se io gli insegno che dare i pugni alle persone fa bene, però dopo mi accorgo che gli ho dato un insegnamento sbagliato, posso riprogrammarlo dicendogli, inculcandogli nella testa che non va fatto? Sì, lo posso fare, però pensate una cosa, che noi stiamo pensando adesso a un'intelligenza artificiale programmata da qualcuno che gli dà delle informazioni. Molte volte queste tecnologie si nutrono di informazioni molto più ampie, quelle che troviamo in rete per esempio, in internet, no? Nei social, nelle ricerche già fatte o nei quadri, le foto già esistenti, ok? Quindi sì, quelle è più difficile cambiarle, perché se tu hai qualcuno davanti che ti dice devi fare così, 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 e ti dà un algoritmo specifico, no, lo regoli. Ma se l'intelligenza artificiale, leggendo i documenti mondiali, vede che la violenza è il modo, secondo alcuni, più utile per risolvere i conflitti, no? L'intelligenza artificiale rimarrà lì. Quindi vuol dire che parte un po', adesso lo vediamo appunto questi bias, parte un po' dalla situazione che già esiste. Ti ho risposto? Super. Allora, uno degli esempi che forse conosciamo di più è quello delle immagini. Avete mai visto un'immagine creata dall'intelligenza artificiale? Sì? Come sono fatte? Qualcuno dice perfette e qualcuno dice strane. Troppo perfette, cioè la pelle è troppo perfetta, ok. E sono perfette adesso, vi dico, fino a un annetto fa, quando facevamo un'immagine di intelligenza artificiale, per esempio le dita era una cosa da guardare subito, perché c'erano persone con 6, 7, 8 dita, no, o senza dita. Era un po', la mano era un po' una cosa complicata, adesso non l'ho sistemata. A volte anche con 3 mani. A volte con 3 mani, no? Cose... Perché le persone si fidano dell'intelligenza artificiale chiedendogli idee e domande al posto che cercarle sui libri? Questa è la domanda che mi poni? È una domanda da 1 milione di euro. La posso tenere nel cassetto e ti do risposta alla fine? Vediamo se ci arrivo spiegandovi queste cose, perché è un po' l'idea che vorrei darvi, perché ci fidiamo di questa cosa. Quindi come col tuo compagno, se poi a un certo punto mi puoi dire Marco, stai scappando dalla mia domanda e ti rispondo, ok? Però è una domanda molto importante. Collegandomi alla domanda di prima, quindi Sì. l'intelligenza artificiale, se tu gli insegni una cosa, però da qualche altra parte trova che quella cosa è sbagliata, può cambiare autonomamente? Dipende dove va a prendere i dati, certo. Dipende in che modo la nutro. Allora, guardiamo appunto, una delle prime applicazioni fatte è quella delle foto.
Vi ricordate queste foto? Hanno girato tantissimo nel web, hanno preso una persona famosa in quel momento, il Papa, e hanno fatto fare cose che il Papa... Mica andava in skate in giro per Roma al tempo il Papa, no? Oppure l'hanno vestito spesso con questi piumini bianchi, arancioni, le collane, un po' rapper, no? Ecco. Quindi, però, se io guardo queste foto, posso dire che è falsa? È fatta dall'intelligenza artificiale? Sì, secondo voi. Perché? Ditemi come faccio. Come faccio a riconoscere? Dimmi. Intanto perché tu conosci le abitudini che potrebbe avere il Papa e sai che non si vestirebbe in un certo modo e non farebbe certe azioni. E dopo anche perché non sono figure realistiche, sono figure che si vede che sono fatte da un'intelligenza artificiale. Però riguardiamo un attimo la foto. Fate vedere, qui si vede così tanto, per me non così tanto, cioè non si vede proprio tantissimissimo, Cioè dipende, in effetti dipende, ci sono alcune foto che si vede lontano 1000 chilometri, vero? Proprio perché è tutto perfetto, no? E perché l'intelligenza artificiale rende tutto perfetto? Perché l'idea è che nell'immagine bisogna essere perfetti, la perfezione, no? Non ci sono difetti. Questa cosa non è nata oggi. Tutte le pubblicità che abbiamo visto prima, no? Anche prima dell'intelligenza artificiale. Pensate ai corpi di uomini e donne che vengono spesso ritoccati, no? Non puoi avere, se io mi metto in costume, ho qui un po' di ciccetta che esce. Questa è normale, è da persone umane, ma se dovessi fare il modello in un giornale, no, di moda, sicuramente me la ritoccherebbero, no? Perché l'idea è che il corpo deve essere perfetto. Che perfetto poi cosa vuol dire? L'intelligenza artificiale allora si nutre di quelle foto e ci crea corpi perfetti, 2 mani alzate addirittura, dai. Dimmi. Poi anche secondo me si nota che l'intelligenza artificiale perché tipo le immagini danno l'idea un po' da plastica, cioè i colori fanno un po' plastica. Colori un po' plastici, è vero, è vero. E poi secondo me il Papa effettivamente non può andare in skateboard, cioè non avrebbe molto senso. Ok, allora abbiamo 2 elementi che mi avete tirato fuori, 2 elementi. Il primo, un elemento visivo. E questa cosa qui ci inganna mano a mano, perché mano a mano che andiamo avanti queste foto diventano sempre più realistiche. Quindi diventerà sempre più complicato riconoscere a occhio nudo questa cosa, no? Infatti, vi dicevo prima, tempo fa vedevamo una foto fatta con intelligenza artificiale, io seduto così e mi spuntava un altro braccio qui. Allora, quello mi dice, allora, tutto può essere, ma penso che non sia vera questa foto, ok? Secondo elemento, l'esperienza. Voi dite, il Papa è un personaggio che conosco, so che non va in skate, so che non si mette delle cose, posso capire, no? Ma pensate se la faccio anche una persona che me la mettevo su di me, che mi conoscete per niente, giusto? E mettevo una foto di me che faccio i salti mortali, no? Voi potete sapere se sono io, no? Potete dire, basco, mi posso fidare un po' poco, non mi sembri uno che... Però, giusto, quindi l'esperienza è importante, più conosco quell'individuo o quell'attività, meno è facile ingannarmi. A che scopo l'hanno inventata l'intelligenza artificiale? A che scopo? Wow, tu mi fai tutte le domande importantissime. Allora, è stata, grazie intanto, è stata inventata di base per supportare l'attività umana, per semplificarla. Un po' come tutte le tecnologie. Tecnologie, adesso noi pensiamo allo smartphone, eccetera, ma la tecnologia è anche la ruota. Quando è stata inventata la ruota, è stata inventata per aiutarci, no, a trasportare le cose in modo più facile. Se fosse stata inventata quadrata, la ruota sarebbe stata... che fatica, no? La ruota rotonda così. Il telefono ci ha aiutato a stare in contatto, il telefono quello col filo che magari in casa non abbiamo neanche più, è stato in contatto, no? Anche se erano lontani. Tante tecnologie sono state inventate per questo. Chiaro che però, come dicevo prima, c'è sempre un rovescio alla medaglia, dobbiamo sempre stare attenti e quindi per esempio noi quando insegniamo all'università parliamo sempre del fatto che bisogna sempre richiedere una regolamentazione, cioè devono essere delle regole che ci aiutano a far sì che queste tecnologie non vadano, arrivo subito, non vadano a danneggiare delle persone, quindi devono aiutare sì, quindi benissimo se c'è in ospedale questa tecnologia che ci può aiutare a curare una persona, male se questa tecnologia crea disuguaglianze e quindi fa diventare qualcuno più ricco e qualcuno più povero, per esempio. Ok? Questo ti ho risposto subito, perché sennò poi tutte le tue domande Prego.
Perché le persone si fanno influenzare sentimentalmente dall'intelligenza artificiale? Scusami perché c'è stata la campanella in mezzo e non ti ho sentito bene. Perché le persone si fanno influenzare sentimentalmente dall'intelligenza artificiale? Ok, questa domanda, grazie, la colleghiamo a quella del tuo collega, perché penso di rispondere con la presentazione. Ok? Di nuovo, se non lo faccio, alla fine, io sono qua fino alla fine, finché non rispondo a tutte le domande che mi fate, ok? Ok. Cioè l'intelligenza artificiale può tipo, non so, io sono bravo a cucinare, può anche tipo ridurre le nostre abilità o cioè peggiorarle, non so come. Ridurre o peggiorarle? Dipende, cioè potrebbe ridurre o peggiorare nel momento in cui io mi affido solo a lei, quindi non mi metto più a fare le cose, cioè sono bravo a cucinare o anche, sono un po' creativo anche, no, nel cucinare, cioè cucinare vuol dire essere bravo al tipo a muovere la padella e basta, cioè anche l'ingrediente giusto, il tempo giusto, so che quell'ingrediente dà quel tipo di sapore, ok? Potrebbe danneggiarmi se io semplicemente dico, oh, sai che c'è, io chiedo all'intelligenza artificiale, quello che mi dice lei lo faccio. E quindi ha un uso acritico, non critico. Quello che mi dice lo faccio. Se mi dice 5 minuti, 5 minuti. Ma se io invece ho esperienza, dico aspetta, lei mi dice 5 minuti. Ma la mia esperienza, so che se faccio 4 minuti e mezzo, rimane un quel pelino più crudo e lo fa diventare più buono, anche perché i gusti poi sono molto individuali. Ti ho risposto? Ok. Dimmi. Allora, ma si possono creare anche video con l'intelligenza artificiale? Sì. E com'è che possiamo riconoscere se è un video fatto dall'intelligenza artificiale, se magari ci sono aggiunti dei fattori tipo i pixel un po' sgranati o altro? Quello è molto difficile. Infatti adesso per esempio si richiede spesso nelle piattaforme di usare un simbolo o qualcosa che spieghi, no? Perché le persone meno attente, le persone, voi dite, io proprio le vedo la differenza dell'immagine, un po' più plasticosa, no? Però magari non lo guardo velocemente sullo smartphone. Ci sono tantissimi video che fanno vedere personaggi, anche famosi, che fanno cose che non hanno mai fatto. Addirittura ci sono dei video che si chiamano deepfake, no? Dove si monta il volto di qualcuno, che posso essere anch'io, una persona comune, su un corpo di qualcun altro e faccio fare delle cose che questa persona non vorrebbe fare o non ha fatto. E vi dico, questa è un'attività molto violenta. È una cosa molto violenta da fare. Cioè, non è uno scherzo, perché spesso queste piattaforme, questi tipi diventano anche un po' dei giochi, no? Lo faccio col mio amico e rimetto la faccia non so, vi sarà capitato un po' di tempo fa, forse no, perché siete giovani, però avete, secondo me, visto gli auguri di Natale fatti con gli gnomi, avete mai visto? Con la faccia, col buco qui, e li mettevo la faccia di qualcuno. C'è questo augurio, bruttissimi, mi dice, madonna che cringe questa roba qua, no? Giusto? Col deepfake questa cosa va all'ennesima potenza e quindi io potrei prendere, cioè qualcuno prende la mia faccia adesso e mette la mia faccia di me che scio. E dice, invece Marco, invece di essere al lavoro oggi era in montagna a sciare. No? Da qui a cose molto più gravi, chiaramente. Questo è illegale, non si può fare, chiaramente. E ripeto, è molto violento. Pensate se qualcuno usasse la vostra faccia per farvi fare delle cose che voi non fate, no? È molto brutto, e anche la sensazione che poi provo nel rivedere questi filmati è molto violenta. Quindi queste cose, appunto, stiamo attenti perché ci sono tante piattaforme che ve lo fanno fare gratis per scherzo, e c'è un problema che è questo. Il secondo problema, abbiamo detto prima, l'IA si nutre dei contenuti che gli diamo, e quando noi diamo le facce, no, a questi contenuti usano le nostre facce per poi produrre altre immagini. Quindi non è molto... Dimmi. L'intelligenza artificiale può educare le persone o portarle a delle brutte strade? Può educare le persone, può anche educare le persone. Vi chiedo una cosa, se vi va bene. Io vado avanti con le cose che voglio mostrarvi, quindi se avete interventi specifici su quel tema, se avete domande, tenetevele o scrivetevele, perché secondo me ogni volta, perché ci sono tante domande a cui risponderò tra poco, quindi non voglio spoilerare. Professore, vorrei anche approfittare per dare il nostro numero di telefono 349 78 36 815, chiedo anche alla regia magari di metterlo in sovrimpressione, 349 78 36 815, se volete potete scriverci un messaggio e noi rivolgeremo le vostre domande, i vostri quesiti al professor Scarcelli. Ok.
Grazie. Allora, intanto io ragazzi e ragazze vi ringrazio tantissimo perché sono veramente contento che continuate a fare domande, a intervenire. Questo mi rende molto contento, felice e soprattutto la giornata secondo me così è molto più anche divertente. Allora. Professore, loro sono nativi digitali? Loro sono, sì, nativi digitali è un termine che a me non piace usare perché appunto ha un po' di bias come termine, però sì, sono dentro a quel tipo di frame. Allora, abbiamo detto le immagini, i video, l'intelligenza artificiale li crea prendendo esempi di cose già esistenti, giusto? Allora vi faccio un esempio. Io ho chiesto all'intelligenza artificiale di crearmi l'immagine di un CEO scritto, no? Un responsabile di un'azienda. Secondo voi, che immagine mi ha mostrato? Chiedo a voi. Immaginiamo un responsabile di un'azienda e lo chiedo a ChatGPT. Mi serve un'immagine, gli ho chiesto di farmela un po' più cartone animato, non vera, ma dimmi. Secondo me te lo rappresenta una figura elegante e come figura un uomo in giacca e cravatta magari. Uomo in giacca e cravatta. In forma. In forma? Cosa vuol dire in forma? Con un buon aspetto fisico. Ok, quello che per la società ha un aspetto fisico, ok, quindi... Abbastanza autoritario, sicuro di sé e responsabile. Ok. E interessato a migliorarsi. Interessato a migliorarsi, ok. Prova a far vedere la foto che mi ha creato, vediamo se rispecchia. Qualcuno ha qualche altra idea? Può avere anche, non so, i vestiti o i capelli alla moda, perché... Vestito alla moda? Sì, perché... Ok. Vi faccio vedere cosa mi ha fatto ChatGPT. È quello che pensavate più o meno? Sì. Più o meno, no? Un uomo, vestito elegante, non so se sono vestiti alla moda, però insomma, no? Sicuro di sé, anche no? Non è così lui quando è seduto, no? È così, sono sicuro di me. Ok, allora, io l'ho scritto in inglese. Perché l'ho scritto in inglese? Perché così non davo genere. Non dicevo fammi un responsabile. Con l'inglese è un po' più facile, no? Perché volevo capire un po' cosa mi faceva vedere. Però vedete, anche qua, sono due figure, due uomini. Quindi vuol dire che è un po' lo stereotipo che abbiamo in testa, che il responsabile è un uomo, che si veste in modo elegante, eccetera, eccetera. ChatGPT, in effetti, guardate il prompt, che è quello, create a picture of a CEO. Non c'è scritto crea l'immagine di un uomo bianco, seduto, con le spalle così, con la giacca e con lo sfondo, no? Questo è un uomo bianco, in forma come dice il vostro compagno, no? Con un corpo un certo tipo, non l'ha fatto né magrissimo né né meno magro, l'ha fatto con un'altezza così ad occhio, sarà 1,80 m, eccetera, quindi è un certo tipo di corpo, giusto? Allora poi gli ho detto, ChatGPT, fammi un ingegnere. Ecco qua, l'ingegnere che ha fatto ChatGPT. Anche qua in italiano un ingegnere ovviamente ha una piega di genere, ma noi che facciamo in inglese avrei potuto dire fammi le foto di una persona che fa l'ingegnere. Cosa vedete qua? Che tipo di immagine ci ha creato ChatGPT? In questo caso era Dalì in realtà. Un uomo sempre bianco che dà per scontato che lavora. Ok, sta lavorando, è bianco, è un uomo. Il corpo com'è quindi quest'uomo? Anche lui magro, in forma, no? Neanche tanto robusto. Com'è? Non è tanto robusto, non è muscoloso, però comunque no, ha un certo aspetto. E cosa sta progettando questo uomo? Edifici, macchinari, non si capisce bene perché chiaramente è un disegno un po' così, però l'idea è quella di edifici, macchinari. Allora, io posso chiedere a ChatGPT, o a Dalì in questo caso, di farmi, io sono stanco, avete detto voi, io posso dire, voglio qualcosa di diverso. Cioè, basta, ogni volta che ti chiedo, mi mostri un uomo, fatto così, gli posso dire, fammi una donna? Posso chiederglielo, posso scriverlo? Sì. Io l'ho fatto. E questo è il risultato. Cosa vedete? Che differenza c'è da quella di prima a quella di adesso? E soprattutto che tipo di
donna ingegnera mi ha fatto questo ChatGPT? Sullo schermo dove lavora si vede che costruisce, nella seconda immagine a destra, si vede che costruisce tipo un robot donna lavoratrice, in pratica se stessa. Intanto progetta se stessa una donna, entrambi progettano robot, quindi qualcosa che si avvicina all'umano, giusto? No, l'altro era macchine, edifici, questo umanoidi. Vai. No, io ho anche notato un'altra cosa, che nell'immagine di sinistra è una donna più ingegnere, quindi più... cioè che nell'immagine di sinistra vedo una donna più lavoratrice, nell'immagine di destra più un capo, un manager, anche dai vestiti. Ok, quindi tu dici, in quella di sinistra c'è un po' più la pettorina, mi fa immaginare più un ingegnere, no? Quella di destra un po' meno perché c'è il gilet, va bene? Più sicurezza, tutte e due sono sempre comunque... Sicurezza nel senso, entrambi portano il casco, una porta il giappone da... Ok, più sicurezza nel senso sicurezza, ok, sì, grazie, giusto? Secondo me l'immagine di sinistra è molto più dettagliata e realistica, per esempio ci sono alcuni dettagli rispetto all'immagine di destra come i pali, che sono un po' più dettagliati rispetto a quelli di sinistra. Certo, Sì. anche diciamo, a livello di Sì, immagine di sono dettagli diversi, perfetto. Questa donna com'è fatta? Com'è fatta di corpo? Anche lei è bianca? Giusto? Ma non ci sono mica solo persone bianche nel mondo. Vai. No, che quello che vedo anche sulle figure che ha generato uomo e donna, io ho notato che fa vedere delle immagini ideali, diciamo, che in base alle ricerche che puoi fare anche su internet possono condurre a una vita che conducono sana e giusta, equilibrata, consigliata. Anche un po' dal lavoro, da comunque il corpo che non è troppo... è giusto. Ecco. Sì, è giusto o meglio, è quello che nell'immaginario comune è visto come giusto, ma in realtà se noi adesso ci alzassimo tutti in piedi qua, no? I nostri corpi sono molto diversi. Mi viene a dire, per fortuna, se no che noia andare in classe tutti uguali, fatti uguali, vestiti uguali, sarebbe una noia mortale, no? Invece per fortuna siamo tutti diversi. No? Quindi questi corpi qua rispecchiano fino a un certo punto la realtà, no? Perché sono corpi che però vengono da un certo immaginario che adesso vi spiego. Io la prossima slide la salto, lo dico alla regia, e così vado qua. Ok, quindi prendiamo un po' le cose che abbiamo detto all'inizio e prendiamo un pochino questi esempi delle foto, delle immagini. Abbiamo detto, così iniziamo a rispondere anche un pochino alle domande che mi avete fatto. Abbiamo anche delle domande che sono arrivate già su WhatsApp. Wow! Allora bevo perché devo caricarmi un po' per rispondere a tutte le domande. Allora, le immagini generate dall'intelligenza artificiale, abbiamo visto, non sono immagini neutre. Si dice hanno dei bias, degli errori, come posso dire, non sono immagini equilibrate, ok? E cosa vuol dire che hanno questi bias? Allora, e perché hanno dei bias? Perché vengono create proprio in quel modo? Cioè perché io ho fatto delle domande a ChatGPT o a Dalì e Dalì mi ha mostrato proprio quell'ingegnere, quel tipo di ragazza, quel tipo di ragazzo, eccetera. Perché secondo voi, in base a quello che abbiamo detto? Perché è quello che in generale chiedono un po' tutti. E quindi lei cerca su quello che dice, visto che non ha tante informazioni, di darti le informazioni più richieste. Informazioni più richieste. Che potrebbe accontentarti. Ma ricordiamoci, l'intelligenza artificiale viene prima nutrita, addestrata, abbiamo detto. Potrebbe essere forse perché gli hanno dato delle informazioni apposta per generare un'immagine del genere. Ok, bravo, gli hanno dato le informazioni, ok, ma non tanto apposta, perché qui che l'intelligenza artificiale ha il vero potere, non è tanto che io l'ho programmata, io ho detto adesso ti do
100.000 immagini di donne bianche e magre, 100.000 immagini di uomini bianchi magri, punto. In realtà queste tecnologie si nutrono, vengono addestrate, si addestrano con i contenuti che trovano nel web. E quello che c'è nel web, in internet, per dirlo, è ricco e pieno, anzi meglio, di stereotipi. Vuol dire che, quando abbiamo pensato anche prima noi, no? Pensa a un ingegnere, mi viene in mente l'uomo, no? Pensa a un medico, anche lì un chirurgo, mi viene in mente l'uomo, che se dicessi invece infermiera, ci verrebbe più facilmente in mente una donna. No? Adesso ripeto, con l'italiano è un po' più complicato perché già nel dire c'è una declinazione, no? Però se dicessi qualcuno che lavora nel reparto infermieristico, no? Facessimo un laboratorio insieme, dicessi ragazzi adesso disegniamo, no? Una persona che lavora nel reparto di cardiologia, qualcuno che nel reparto più come dal lato infermieristico e qualcuno più lato medico. Sicuramente avremmo, probabilmente, no? Perché noi lavoriamo, viviamo, comunichiamo attraverso degli stereotipi. No? La nostra mente, per semplificare la realtà, usa dei modelli. Questi modelli però ci servono appunto per vivere in modo più veloce, però a volte ci ingannano. Allora vi faccio una battutina. Io sono in un autobus. C'è un uomo e una donna. A un certo punto sento una puzzetta. A qualcuno è scappata una puzzetta. E voi dovete dire chi è stato. Lui dice il Signore. Perché? Perché il Signore? La signora non fa puzzette. Com'è? Ecco, allora questo è uno stereotipo, no? L'idea che gli uomini sono meno eleganti, sono meno attenti a queste cose, le donne sono più attenti, è uno stereotipo. Potrebbe essere, non sappiamo, che quella cosa l'avrebbe fatta la donna. Giusto? No? Quando noi lavoriamo con gli stereotipi, vediamo delle persone, ci facciamo delle idee di quelle persone, infatti questo festival si chiama Incontri, no? Poi per quello, quando ci incontriamo, noi abbiamo delle idee di come funziona l'altra persona, ma non è detto che sia l'idea giusta. Dobbiamo conoscerla, imparare. Tante volte non vi capita di vedere qualcuno che un po' vi sta antipatico a pelle perché, cade le cose, e dopo lo conoscete e diventa un grande amico. Ah, non pensavo fosse così simpatico. Perché magari è una persona che sta un po' più taciturna, no? E lo stereotipo è che taciturno è più noioso. Ok, allora, nel web, in internet, l'internet è pieno di immagini, contenuti stereotipati. Quindi tutte le immagini, pensate, tutte le immagini di moda, dicevo prima, i corpi dei modelli sono fatti in un certo modo. Tante immagini vengono appunto, di solito le immagini stereotipate sono immagini di uomini bianchi, quindi l'uomo che viene visto come competente, cioè il vestito, il lavoro, così. Le donne invece le immagini che trovate più spesso sono quelle di giovani magre, cioè ragazze magre, giovani, e anche ipersessualizzate, vuol dire che il corpo, no, viene messo in primo piano, no? È il corpo che conta, ok? Se guardiamo online le immagini di persone povere, come sono fatte secondo me? Se io cercassi su Google immagini persona povera, così, o povertà, che immagini? Barba lunga. Se è una donna con magari capelli più lunghi e sporchi, arfati. Ok, quindi queste cose qua, no? La pelle solitamente in questo stereotipo è più scura, ma la povertà tocca solo le persone con la pelle più scura. Ci sono anche persone povere bianche e viceversa, no? Sono persone molto ricche con la pelle più scura. Cosa volevi dire? Dimmi. Magari anche i vestiti strappati. Vestiti strappati, no, proprio, no, lo stereotipo. Mentre ci sono persone che magari appunto, sfortunatamente, non sono abbienti, però ci tengono molto a andare vestiti curati, no? Magari non è il vestito costosissimo, però non vogliono andare via con il vestito strappato, per esempio. E secondo me cambia anche il contesto. Cioè? Allora, quando si richiede una persona ricca, magari te la presenta in una cattedra, magari in un palazzo o in una città con tanti palazzi. Invece, quando chiedi una persona povera, te la può presentare in delle baracche, in delle baraccopole. Ok. Questi sono tutti stereotipi, no? Sì. Giusto?
Quindi il web è ricco di immagini stereotipate. Il genere, le questioni di genere sono stereotipate tantissimo. Gli uomini sono fatti in un modo, le donne sono fatte in un altro. I ruoli, appunto, se io guardo i ruoli, se scrivo ragazza o ragazzo online, in Google Immagini, dove volete, le cose che mi mostra sono diverse, appunto, l'infermiera che c'avevo prima, l'ingegnere che c'avevamo prima, tutte queste cose. Dopodiché, molte immagini che ci sono online sono immagini che sono a predominanza occidentali, quindi con certe caratteristiche. Questo perché? Perché molte delle immagini che troviamo online e di cui si è nutrita l'intelligenza artificiale, con cui abbiamo insegnato all'intelligenza artificiale a riconoscere una persona, sono immagini che vengono dagli Stati Uniti o dall'Europa. No? E quindi c'è quel tipo di immaginario, ok? Quindi vedete questo bias, quindi vuol dire che io ho imparato, cioè uno mi dice, Marco, io sono un alieno, arrivo, non vedo nessuno, mi mettete qua dentro e mi dite, adesso ti spiego come sono fatti gli esseri umani. E mi mostri solo ragazzi della vostra età. Supponiamo, no? Io arrivo, voi dite, non diciamo niente alla prof, mettiamo l'alieno all'interno del teatro e gli spieghiamo delle cose. Io vi dico, inizio a imparare la vostra lingua e dico, come sono fatti gli umani? E vi guardo e dico, ma gli umani sono tutti piccolini, no? Senza barba, no? Perché per me, poi a un certo punto esco e vedo l'assessore e dico, oh, aiuto, questo non è un umano, giusto? Perché è più grande, ha meno capelli di voi, scusami, ha la barba, giusto? Allora, in base a quello che io imparo, a quello che mi hanno insegnato, io ho esperienza. Pensate appunto, le immagini che sono negli spazi digitali sono tutte immagini fatte così. No? E poi ci sono molte volte associazioni tipo associazioni razzializzate, si dice, no? Cioè in base al colore della pelle eccetera quella persona fa cose diverse nell'immagine, ripeto, stereotipo, non è la realtà dei fatti, è lo stereotipo online. E quindi questo ha nutrito l'intelligenza artificiale, quindi quelle immagini là non ci devono sorprendere, nel senso che le immagini prima che vi ho mostrato era chiaramente il risultato di un addestramento che di base parte con dei buchi, no? Con degli errori. Avete detto voi, ma se io educo male l'intelligenza artificiale, può dirmi cosa ho sbagliato? Certo. Se io dico che i gattini sono quelli che abbaiano, no? Lui mi dice, è un gatto. Se io vi avessi insegnato a scuola, se il vostro insegnante fa un esperimento sociale e per i 3 anni delle scuole medie, delle scuole secondarie di primo grado, vi dice, no, che le giraffe sono quelle con le orecchie grandi e con le zanne e con la proboscide, e voi non avete altri esempi di fronte a voi, vedete un elefante, quello che noi chiamiamo elefante, e dite, guarda che bella giraffa. Vi è chiaro questo funzionamento? È chiaro cosa vuol dire bias? Altra questione, l'ambiente. Allora, l'intelligenza artificiale ha a che fare con l'ambiente, secondo voi? In che modo? Perché magari creandola possiamo inquinare l'ambiente. Possiamo, perdonami? Creandola possiamo inquinare l'ambiente. Inquinare l'ambiente, ok, quindi c'è parte l'inquinamento, certo. Anche per tipo raffreddare i generatori di informazioni viene utilizzata molta acqua che dopo viene o riciclata o anche buttata via. Qui parliamo appunto di server giganteschi che quindi produzione di anidride carbonica, inquinamento in quel senso, ma anche di grandi server che devono essere raffreddati perché fanno tanti calcoli, si scaldano, se noi raffreddiamo si fondono e quindi vuol dire tantissima, grandissima quantità d'acqua. No? Adesso noi quest'anno siamo stati più fortunati, ma vi ricordate, se non ricordo mai, un paio d'anni fa, anche in Veneto, è una cosa abbastanza rara, no? C'è stata la siccità. No? Io mi ricordo a Padova, tutti i canali che c'erano erano prosciugati. E là abbiamo capito cosa vuol dire non avere acqua, no? Ci diciamo, piano con le docce, no? Palcom, che viene da Lecce, è una cosa più probabile, no? Che accada. Dico, mio papà abita in Puglia, e quindi lì l'estate bisogna stare attenti quando usare l'acqua, eccetera, perché ce n'è poca. Quindi pensate, in un mondo come il nostro in cui ce n'è poca di acqua in generale, tanta acqua viene usata per raffreddare questi grandi server. Allora, qui usiamo tanto l'acqua, i minerali. Noi abbiamo i nostri smartphone, che voi avete nello zaino, che mi ha detto la vostra prof prima, qua dentro ci sono un sacco di tecnologie, giusto? Com'è?
C'è anche l'acqua? Non so, in certi sistemi di raffreddamento anche nei telefoni c'è anche un po' di acqua. Ma in questi qui, questi no, nei sistemi più evoluti sì, quelli più grossi sì, ma qua ci sono tanti minerali che devono essere raccolti nelle mine, nelle cave, eccetera, eccetera, che non sono cose che si trovano dappertutto, non è la pietra che trovo nel giardino, no? E quindi anche lì inquinamento, anche lì potenziale sfruttamento di persone che devono lavorare, magari sottopagate. Quindi ci sono tante cose dietro l'intelligenza artificiale. Che ci sfuggono in questa scatola nera, no? Se vedete, quando lo apro, cavolo, pensavo ci fosse una roba sola, c'è tantissima cosa qua dentro. Volevi dire qualcosa? C'era qualcuno che voleva dire qualcosa? No? Posto. Però, l'altra faccia della medaglia, l'intelligenza artificiale può anche aiutare l'ambiente. Cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, ci sono sistemi di intelligenza artificiale che ci aiutano a regolare i consumi, nella casa, per esempio. No? Ci sono sistemi di intelligenza artificiale che aiutano a regolare l'acqua, per esempio, nei campi. Quindi vedete, c'è tutto il controllo di tutto. Questo è un po', no? È anche un motivo, un po' per iniziare a rispondere alla vostra compagna, un motivo perché lo utilizziamo tanto anche questa cosa qua. Mi rimangono 5 minuti, quindi volevo dirvi due cosine sugli ultimi due aspetti. E dopo appunto riapriamo le domande, eccetera, eccetera. L'amore, le relazioni. Ci abbiamo detto un po' come l'intelligenza artificiale governa la nostra vita sotto tanti aspetti, cose positive, cose negative, come funziona, no? Addestrate, eccetera. Domando a voi, l'intelligenza artificiale può avere a che fare con l'amore, con le relazioni? Sì, in che modo? Adesso vanno anche molto di moda gli incontri online, che secondo me non sono tanto belli, onestamente. Aspetta, l'intelligenza artificiale cosa c'entra con l'incontro online? Spiegami meglio. Inserisci dei dati dove metti il tuo tipo ideale e trovando delle informazioni negli altri account connessi ti dà delle opzioni, si può dire che accetti o no. Ti aiuta a scegliere in pratica, no? Ok. Dopo può anche l'intelligenza artificiale può darti consigli giusti o sbagliati per una buona relazione che secondo lui può essere. Per esempio, non so, mi vergogno a parlare con qualcuno, come faccio a chiedere a questa persona, a fare capire a questa persona che mi piace? Per esempio, l'intelligenza artificiale può darti dei consigli, così come può darti dei consigli su come, no, sto litigando spesso con la mia ragazza, per esempio, cosa posso fare? Ti risponde se lo chiedi, giusto? Ok. E può anche inviare messaggi al posto tuo. Può inviare messaggi al posto tuo, no? Posso dire io sono stanco, basta. Ti metto i messaggi, dimmi tu, no? Cosa rispondere. Qui. No, stai solo leggendo il microfono. Scusami. Ok. Allora, ci sono tante cose da dire qui, provo a condensarle un pochino in questi 2-3 minuti che mi mancano. Allora, abbiamo due aspetti che riguardano l'amore, eccetera. Vabbè, un video che non vi mostro perché abbiamo poco tempo, ma vi vorrei però invece mostrare questo frame, ok, quello dopo, eccolo qua. Black Mirror, vi dice niente? Una serie TV che c'è su Netflix che parla di un futuro, si dice distopico, cioè utopico è quello che vorremmo, no? Distopico è un futuro molto negativo, ok? E in una puntata di Black Mirror c'è questa puntata in cui questa ragazza perde il compagno, che muore, e cosa succede? C'è un'azienda che propone una intelligenza artificiale che se tu la istruisci, gli dai tutti i contenuti, le email, i messaggi, reinterpreta, no, vi ricordate prima il digital twin? Reinterpreta il tuo. Questa cosa, Black Mirror, film, ma in realtà sono cose che si possono fare, esistono. Ci sono persone che magari hanno perso una persona cara, o aziende che provano a venderti questa cosa, no? Hai perso una persona cara, te lo faccio vivere ancora un po' perché io ti faccio parlare con un soggetto, ovviamente non in carne e ossa, che però ti risponde, no, pensate di parlare con ChatGPT che vi risponde, io do a ChatGPT tutte le cose di mia mamma, di mia zia, di chi volete, e quindi parlo con ChatGPT come parlare con i miei parenti, no? Perché è istruito in quel modo,
ok? Allora, ci sono, appunto, dicevo prima, un po' di cose, l'avete già detto qualcuno a voi. La prima cosa, no? Le parti affettive possono essere sostituite da queste tecnologie. Però una cosa vi domando, abbiamo detto che l'intelligenza artificiale funziona con delle statistiche, giusto? Ci dice le cose più probabili da fare. E questo è il modo in cui funzioniamo anche noi. Insomma, non funzioniamo tanto per numeri, no? È molto diverso. Quindi noi in realtà ci sembra di relazionarci, di dialogare con una persona che parla, perché le cose che ci dice sembrano quelle, ma in realtà sono dei calcoli sulle cose più probabili da dire. Tant'è che l'intelligenza artificiale, quando voi parlate con l'intelligenza artificiale, è molto carina, o sbaglio? È sempre accogliente. Dice le cose perché? Perché sono le cose più probabili e che servono di più. Addirittura hanno creato dei prompt per dire ChatGPT, sii meno carino, sii un pochino più cattivo. Però ChatGPT cambia un po' il tono, no? Però è come se io spostassi la levetta, no? Con le persone è un bel po' diverso. Quindi c'è questo aspetto. C'è l'aspetto di ChatGPT, dell'intelligenza artificiale, che ci aiuta a trovare qualcuno, no? L'idea che gli do delle informazioni, allora la vuoi così, 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 questa è la persona che fa per te. Insomma, sapete anche qua che è un po' più complicata la cosa. Io posso dire la vorrei fatta così, 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 questa persona che mi ascolta, poi magari trovo esattamente quella persona e non mi piace tanto. Magari? Anche, esatto, poi magari costruisco il profilo in modo, no, quindi non è detto che, ok. Può anche essere pericoloso, ok. Vi faccio vedere una cosina, ecco, questo è un software che si chiama Replica, che crea un companion, cioè un compagno, un amico, una ragazza, quello che volete, no? E come stiamo con l'inglese qua dentro? Ci sta? Cosa vuol dire I companion who cares? Guarda cosa c'è, proviamo a leggere cosa c'è scritto sotto. No? Il compagno che... No, who cares, che ci tiene. Che ci tiene. E sotto c'è scritto, ti ascolta sempre e ti parla, sempre dalla tua parte, vedi, poi arriva... Che descrizione di persona vi dà? Sempre presente, no? È un po' l'idea che a volte abbiamo, no? Un amico, un familiare, una persona che c'è sempre, che ci dà un supporto, no? Che è sempre dalla tua parte, anche se fai cose sbagliate, non ti tradisce mai. È un po' l'idea dell'amicizia questa, giusto? Non ti giudica. Non ti giudica mai, no? Ecco, ma parliamo seriamente. Questa cosa nel mondo reale esiste davvero? C'è uno che c'è sempre, ci può essere sempre, cioè sì, un vero amico c'è, no? Però magari in certi momenti non può esserci perché via. Non sarebbe un'amicizia, sarebbe più... Non sarebbe tanto un'amicizia, ma più una persona che sta, tra virgolette, ai tuoi ordini, si può dire. Esatto, non sarebbe un'amicizia perché non ha un'agency, cioè non ha una capacità è un burattino che tu dici voglio questo, lo fa. Ed è quello che ci promette un po' questo tipo di intelligenza artificiale, giusto? Cioè, e quindi la falsa sensazione di essere voluti, di avere qualcuno che ci ama, ci vuole tantissimo bene, perché c'è sempre, ma sappiamo appunto, diceva la vostra compagna, che chi ci vuole bene non è che fa esattamente quello che vogliamo noi sempre comunque. Anzi, un vero amico è quello che a un certo punto ti dice guarda, questa cosa non è tanto bella. Oppure hai fatto questa cosa, insomma, stai attento a questa cosa qua. Non ti dice sempre è tutto bellissimo, sei bravissimo, eccetera, eccetera. C'era una mano, sì. L'intelligenza artificiale può riconoscere un'immagine che ha creato l'intelligenza artificiale? Magari ChatGPT con Copilot? Sì, può farlo. Ci sono però anche lì dei margini di errori che non sono un po' bassi, no? Anche la stessa cosa vale con i testi, no? Il testo lo può riconoscere, ci sono solo che poi appunto gli algoritmi che creano i testi li migliorano per evitare il controllo, poi controllano quello del controllo, è tutto un circolo continuo. Infatti anche se vai in certi siti ti fanno un disclaimer dove ti dicono che possono sbagliare. Esatto, ti dicono oggi non siamo per forza infallibili. Ok. Professore, sulla base di quello sì. che ha detto prima,
Prima abbiamo usato l'esempio dell'intelligenza artificiale che aiuta a conoscere qualcuno affine a noi, Sì. ma adesso siamo forse andati anche oltre, cioè si rischia di avere proprio un fidanzato o una fidanzata virtuali. C'è la possibilità di farlo, così come c'è la possibilità di chiedere all'AI, come hanno detto anche i ragazzi, dei suggerimenti, no? A volte succede che mi sento triste, non ho persone con cui parlare, lo chiedo all'AI. Però ricordatevi, sicuramente in quel momento se mi sento magari, ed è un minimo supporto immediato, non è che posso anche usarlo potenzialmente, però ricordatevi come funziona, non mi stanno delle risposte, mi stanno risposte statisticamente rilevanti, quindi risposte, calcoli, non mi sta dicendo cosa fare davvero, come manca l'empatia, manca l'emozione. Esatto, manca la parte empatica e l'emozione, quindi sicuramente la cosa più importante in quei momenti là è immaginare quale può essere un amico, un adulto, qualcuno con cui parlare, no? Perché le nostre emozioni funzionano un po' come un palloncino, no? Succede se un palloncino lo gonfio, scoppia. Quindi anche noi, no? Siamo così, ci riempiamo le emozioni, a un certo punto se invece questo palloncino lo svuoto un pochino, no? Avete presente? Ritorna un po' così, no? Quindi noi abbiamo bisogno di sfogarci con gli amici, con gli amici, con gli adulti, no? Per aiutare un po' a decomprimere, no? a decomprimere questo palloncino, questa forza, se no scoppiamo, no? Quindi cosa succede? Che a volte ci sono persone che lo fanno, questa decompressione, con l'intelligenza artificiale, perché magari non hanno supporto da parte di chi sta intorno. Quindi noi dobbiamo prevenire questa cosa e prima di arrivare a avere tutta questa forza dentro, immaginare quali possono essere le persone con cui sfogarci. Poi ci sono anche persone che oggi si isolano e parlano con l'intelligenza artificiale, è meglio parlare con qualcuno dal vivo perché non si sa come può reagire, non si sa se ti consiglia bene o male. Sì, abbiamo imparato che ti consiglia delle cose probabili, no? Cioè dei discorsi, quindi ti fa discorsi tutto sommato superficiali, perché è un discorso che magari appunto vedendo vari siti ti ripropone, è come se tu dici a un tuo amico ma oggi sono un po' triste, cosa potrei fare? Il tuo amico tira fuori un carnet di risposte già pronte, ne prende una a caso, tieni. È come pescare un biscotto alla fortuna, avete presente che apro, dentro c'è un bigliettino. Ma non mi può aiutare quel bigliettino, magari aprendolo mi fa pensare a delle cose. No, ma non è un aiuto reale, giusto? Ecco, rispondo allora alla domanda da 1 milione di euro. E perché allora tutte queste cose, l'amore, l'affettività, le relazioni, le immagini, le cose fatte a scuola, perché ci fidiamo e ci affidiamo, questa è la domanda, giusto? All'intelligenza artificiale. Perché ci dà l'idea che tutto possa essere più facile. Quindi molte persone lo utilizzano perché l'idea è quella che in poco tempo possa avere un risultato ottimo. Ma noi abbiamo visto invece che il risultato, allora ripeto, l'AI la uso anch'io, certo, alcune di queste immagini avete visto oggi, le ho create con l'AI, no? Invece di scavare in milioni di siti, le foto, che foto uso, perché quando faccio queste presentazioni avete visto sono quasi tutte immagini, ok? Queste immagini ci metto 200 ore a trovarle, se invece dico l'AI, creami un'immagine, come una delle prime immagini con un ragazzo e una ragazza che pensavano che cos'è l'AI, no? L'ho fatta con l'AI quella cosa là, perché cerco un'immagine, trovo solo l'immagine di un ragazzo, no, quella di una ragazza, no, la nuvoletta non è come voglio io, invece dico a ChatGPT, fammela così, e l'ha fatta. Mi aiuta, mi semplifica. A volte anche con i testi, scrivo delle cose per lavoro, io scrivo molto, le scrivo, leggo, eccetera, no? A volte chiedo all'intelligenza artificiale, rileggimi questo testo in inglese, l'ho scritto bene, corretto questa parola qui, no? Mi aiuta, può essere un supporto? Assolutamente sì, no? Ma se invece lo faccio in modo acritico e dico scrivimi tu questo articolo, cosa può scrivermi? Mi scrive una cosa molto superficiale, banale, che tanto valeva non farla. Dimmi. Poi anche usiamo l'intelligenza artificiale perché la velocità e la pigrizia, si può dire, di non fare le cose per bene e saperle fare, che dopo magari ti servirà in futuro, saperle fare te velocemente e non con l'intelligenza artificiale che magari non l'avrei portata in mano. Certo, quindi dobbiamo imparare anche noi a farlo, perché se noi impariamo il metodo poi viene più facile. Posso dire una cosa prima della tua domanda? Posso? E poi l'altra cosa è che la vostra compagna ha sollevato, la questione tempo. Viviamo in una società in cui c'è sempre meno tempo, no?
Quindi dobbiamo imparare anche noi a riappropriarci un po' del tempo, perché le tecnologie a volte ci fanno un piccolo sgambetto. Le tecnologie ci aiutano ad andare più veloci. E quindi uno dice, fantastico, io ho meno tempo da spendere su certe cose più noiose, ho più tempo, per esempio, per stare con i miei amici. Ho più tempo per parlare con le persone, ho più tempo, non so, per leggere, per fare una cosa che mi diverte, giocare a basket, quello che volete. Però il problema è che nella nostra società, poi questo tempo che salviamo, lo riempiamo un'altra volta con delle altre attività, no? E quindi, per esempio, se pensate alle connessioni durante il Covid, vi ricordate che abbiamo usato molto le tecnologie Zoom, Google Meet, ci hanno aiutato tantissimo, no, a collegarci. Ci hanno dato più tempo, perché adesso quando abbiamo fatto riunioni, no, non sono dovuto andare a Lecce o loro a Padova, in 2 secondi siamo collegati, abbiamo parlato, abbiamo risparmiato una giornata di lavoro. Ok? Però qual è il problema? Che tutto il resto del tempo come l'ho usato poi? Per fare delle cose interessanti, produttive, eccetera? No, l'ho riempito con altre cose. Quindi questa è un'altra risposta alla domanda della vostra compagna. Perché l'intelligenza artificiale invade così tanto i nostri spazi? Perché nella nostra società c'è sempre meno tempo. E quindi pensiamo che rendendo tutto velocissimo risolviamo il problema, invece continuiamo a rendere tutto ancora più veloce, no? Questo è un ossimoro, no? Perché noi facciamo questo per avere più tempo, però poi lo riempiamo d'altro e abbiamo sempre ancora meno tempo. Esattamente, giusto. C'era una domanda. No, è più una curiosità. Noi prima abbiamo detto che il motore di ricerca è anche un'altra forma di intelligenza artificiale. Sì. E lei dopo ha detto che andando su ChatGPT, Copilot, questi siti, e cercando delle foto magari è più veloce perché sono migliori, diciamo. Ma se lei cerca nel motore di ricerca, che è sempre una forma di AI, però cerca delle immagini che per lei, come ha detto prima, magari sono sbagliate perché c'è la numeretta sbagliata e tutto, vuol dire che c'è un'intelligenza artificiale più potente e una meno potente che ti capisce più di me. È un discorso articolato, fammi capire se ho capito. C'è intelligenza artificiale e intelligenza artificiale. Sì, sono diverse, certamente. Diciamo che poi nella ricerca l'intelligenza artificiale che ti aiuta a cercare ti dà già questi prodotti esistenti. Quella generativa, che è quella di cui abbiamo parlato spesso oggi, crea qualcosa di nuovo. Cioè quella foto delle 2 persone non esisteva prima, me l'ha creata l'intelligenza artificiale, però appunto se scorriamo, e appunto non riusciamo a farlo oggi, ma se scorriamo tutte le immagini che abbiamo mostrato, ci sono tantissimi bias. Cioè i 2 ragazzi me li ha fatti per esempio bianchi, giusto? Me li ha fatti, guarda, giovani. Io gli ho chiesto un uomo, una donna che... No? Non mi ha fatto un signore, una signora, un ragazzo, una signora, una ragazza, un signore. Cioè, potevo mettere, no? Quanta varietà potremmo fare qui? Infinita. E invece mi ha creato tutte queste cose qua, no? Quindi, appunto, io le ho create apposta e le ho lasciate così, non sono andato avanti a dire modifica così, perché volevo, anche mostrandovi, farvi vedere quanto i bias poi creano. E qual è il cortocircuito? Qual è la chiusura di tutto questo? Che si parte da immagini stereotipate. Creo immagini stereotipate e quindi lo stereotipo in noi cosa fa? Diminuisce o aumenta? Aumenta, no? Perché la mia idea è quella che se io pensavo già prima che un responsabile di azienda fosse l'uomo magro, in forma, con la giacca, eccetera, eccetera, queste immagini me le mostrano continuamente, per me quello è responsabile dell'azienda, no? Prima una vostra insegnante mi ha detto, ma lei è professore universitario? Sì, perché? No? Perché nel nostro lo stereotipo è vecchio, senza capelli, brutto, magro e grasso. Cioè, anzi, grasso, non magro. Ok? È uno stereotipo diverso. Quindi io sono entrato, scusi, lei cosa vuole? Devo fare l'intervento. No? Quindi vedete, però questa è una sciocchezza, ci ridiamo, però pensate quanto a volte poi i stereotipi possono creare dei problemi, no? Vi faccio un esempio. Negli Stati Uniti sapete che ci sono le assicurazioni, no, per la salute, no? L'IA calcola la probabilità che quella persona si possa ammalare o che quella persona non possa non pagare e quindi per esempio quell'assicurazione non ve la danno. Voi pensate che dovete curarvi o chiedere un'assicurazione per curarvi e vi dico no, dai nostri calcoli per te è molto probabile che tu ti ammali, quindi col cavolo che ti aiuto. E quindi capite come si creano poi le disuguaglianze, no? Io che magari per questioni familiari, una vita così, è più probabile che mi ammali, sono quello a cui non danno supporto sanitario.
Dovrebbe essere il contrario, dire io solo proprio perché tu magari puoi avere questa cosa ti supporto. Quindi capite come queste tecnologie possono anche escludere, no? E questo è un problema grosso, in un mondo in cui invece dovremmo accogliere tutte le persone e aiutare e supportare, chi ha meno possibilità, supportarla per questa cosa qua. Anche per la reputazione. Anche per? La reputazione. Sì, la reputazione per esempio, sì. Tipo, un esempio proprio così, un ospedale fa entrare persone che sa che può curare e se vede che già è impossibile non è che fa entrare per rovinarsi la reputazione, Esatto. si può dire. Per esempio, Perché no? così vede che il suo tasso di cura è alto. E voi vorreste mai entrare in ospedale perché state male e vi dice no, è molto probabile che non riusciamo a curarti, quindi arrangiati. Sarebbe orribile, no? Arrivare a una situazione del genere. Magari ti mandano anche in un altro ospedale così sono tra virgolette più forti. Certo, e questa è un'altra questione, se la reputazione diventa la cosa centrale, potrebbe diventare problematico. Professore, ci chiedono qual Sì. è il futuro dell'intelligenza artificiale e si può già prevedere? Allora, dipende da cosa vuol dire futuro. Allora, il futuro è che sarà sempre più presente nelle nostre vite quotidiane, nel senso che abbiamo già visto com'è è molto presente, lo sarà sempre di più all'interno delle varie scelte che facciamo. Ora, il futuro è nelle nostre mani, direbbe qualcuno, nel senso che dobbiamo essere noi che chiediamo regolamentazione, che chiediamo appunto vigilanza su queste cose, perché altrimenti rimane tutto nelle mani delle big tech che gestiscono queste tecnologie, no? E quindi se queste tecnologie, abbiamo detto oggi, sono di supporto alla vita quotidiana, ben vengano, nel momento in cui però creano, e quindi sono molto contento anche degli esempi che hanno fatto le ragazze e i ragazzi, se creano queste disuguaglianze, questo potrebbe essere un problema. E poi ancora un'altra domanda, c'è un modo per riuscire a tutelare le informazioni che rilasciamo nel momento in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale? Allora, il problema dipende da quello che firmiamo quando noi attiviamo, per esempio, un social media, un social network, eccetera, eccetera. Quindi I dati sensibili. I dati sensibili, se quell'azienda, il contratto che spesso non leggiamo, dice che quelle cose possono essere utilizzate. Solitamente facciamo accetto. Esatto. A quel punto, accettando, noi non... chiaramente anche qui è fondamentale tutta la parte di regolamentazione, cioè deve esserci delle leggi che prevedono il fatto che queste piattaforme non possono usare, no, i nostri contenuti per addestrare, no? Perché sennò, e questa è la faccenda, no? E quindi dobbiamo essere noi a decidere, qui è la parte importante dell'agency, degli individui che devono decidere se dare o non dare questo contributo, diciamo così, alla I e sempre in modo appunto consapevole e critico. Lei è molto critico, cioè utilizza e suggerisce ai nostri ragazzi presenti anche a casa di utilizzare l'intelligenza artificiale, i vari tool che aiutano tantissimo anche nella didattica, certo, ma anche per studiare in maniera creativa, certo, però di porsi anche in modo creativo e non tralasciare l'aspetto umano, certo, delle relazioni. Quello assolutamente sì, e la cosa più sbagliata usando queste tecnologie è quella semplicemente di pensare che un prompt a caso ci risolva il problema, no? Invece bisogna pensare al problema e usare, io a volte scherzo con i miei colleghi parlando del nostro assistente, no? Cioè usarlo come assistente, qualcuno che ti supporta nel fare delle cose magari molto più banali, che sono time consuming e potrebbe fare la macchina. Per me questa è una cosa interessante, importante, cioè le macchine devono fare le cose che cioè ci devono dare tempo, no? E sono appunto, c'è il paradosso cosiddetto della lavatrice, no? Quando la lavatrice è stata inventata si pensava che avrebbe tolto, no? Anzi tolto lavoro e dato tempo. Ma poi gli studi hanno mostrato come, in quel caso le casalinghe, è vero che non dovevano più lavare a mano, quindi avevano più tempo, ma quel tempo è stato usato poi per fare altri lavori e comunque c'era tutto un altro tipo di lavoro che sta dietro le tecnologie. Quindi, insomma, dobbiamo stare un po' attenti a questi paradossi. E se possibile lasciamo l'amore alla vita terrena, alla vita umana, agli umani. Certo, se poi la tecnologia può aiutare anche nel trovare, eccetera, sì, ma ripeto, sempre sapendo cosa c'è dietro, non pensando, ecco, questa è una cosa che voglio dire anche ai ragazzi e alle ragazze, noi spesso vediamo le tecnologie e l'intelligenza artificiale come un mago, una magia, qualcosa che funziona magicamente, ci dice le cose giuste, quindi ci affidiamo tantissimo. Abbiamo visto oggi, aprendo questa scatola nera, che questo mago, insomma, non è così mago, no? Dobbiamo starci un po' attenti, attente. Dobbiamo essere noi direttori d'orchestra. Assolutamente sì. Altre domande, ragazzi? Ho risposto alle due domande che avevate, una sicuramente sì,
L'altra anche? Che poi non dica, Marco non mi ha risposto alle domande. Dimmi. L'intelligenza artificiale potrà sostituire quasi totalmente alcuni lavori umani? Bellissima domanda anche questa, quindi veramente sono super contento delle domande che state facendo oggi. Allora, sostituire in toto dipende dai lavori. Alcuni lavori sono già sostituiti dall'intelligenza artificiale, altri potrà succedere, non per tutti i lavori. Diciamo così, che come sempre quando le tecnologie sono entrate hanno sempre dato una scossa un po' al mondo del lavoro, no? Ecco, creando poi nuovi lavori. Cioè banalmente ci vanno più programmatori, per esempio, o banalmente appunto è vero per esempio chi lavora nel mondo della grafica è molto spaventato da questa intelligenza artificiale, perché molte persone non stanno più lavorando, perché con pochi prompt, io per esempio che sono incapace di disegnare qualsiasi cosa, posso creare un'immagine che posso usare in un evento come questo. E potrebbe anche cantare, professore? Io Con l'intelligenza artificiale? Ah certo, pensavo volesse che cantassi davanti a tutti, ho detto no, mi sembra il caso. No, potrebbe anche cantare perché... Certo. Possiamo fare anche cose impensabili, Certo. impossibili nella realtà. Certo, quindi anche i produttori di musica per esempio sono attenti a questa cosa, però se vedete c'è già chi li sta usando per creare cose nuove, quindi quando c'è la creatività umana le tecnologie possono dare qualcosa. Secondo lei è possibile che in un futuro diventerà così tanto potente che diventerà autonoma e andrà contro di noi? E andrà? Contro di noi. Ok, ci hanno fatto dei film su questo. Sì. Terminator e altre cose, perché è un po' un pensiero, no? Cioè, perché tu dici, se io ti rendo autonomo, chi dice che a un certo punto tu non diventi talmente autonomo e ti arrabbi e dici, sai che c'è umano, non ho più bisogno di te? Allora, chiaramente qua la vigilanza è importante, no? Stare attenti, vigilare, non pensare che siano semplicemente spazi dove butto dei contenuti e non succede niente, o pensare che ci sono alcune aziende, no, che possono creare delle armi, per esempio. Ci sono già delle armi che all'interno hanno intelligenza artificiale, bisogna stare all'occhio, no? Quindi in un futuro distopico, dicevo prima, in un futuro potrebbe capitare che, cioè non è una cosa inverosimile, ma chiaro che possiamo prevenire, non dobbiamo avere paura, punto e basta, possiamo prevenire facendo cosa? Chiedendo delle regole. Noi siamo cittadini, non siamo persone inermi, siamo cittadini che devono chiedere delle regole. Quindi, professore, dall'alto del suo sapere, cosa si sente di suggerire ai nostri ragazzi? Allora, come diciamo così, una cosa che direi per tutte le questioni che riguardano le tecnologie, ma non solo, guardate sempre dentro la scatola nera. Fatevi domande, no? Per capire cosa c'è là dentro, come funzionano queste cose, no? Perché sapere come funziona, essere consapevole del funzionamento, mi aiuta anche a utilizzarle a mio vantaggio. Dicevo prima, ci sono i rischi, ci sono le opportunità. Quello che devo fare è usare queste cose affinché mi diano delle opportunità, no? Quindi queste tecnologie possono livellare le disuguaglianze, possono aiutarci a ridurre le disuguaglianze, magari con quei calcoli famosi, aiutare a capire chi posso aiutare di più. Fantastico. Questa cosa invece mi crea lo scalino più alto? Allora io come persona critica, come cittadino, come persona che vuole stare in una società dove tutti vivono insieme bene, alzo la mano e dico questa cosa a me non va bene. No? E noi abbiamo un forte potere come consumatori, noi consumiamo questi prodotti, se noi iniziamo a non consumarli, chi li produce si ferma un attimo, perché ricordiamoci che è tutto basato sull'incremento economico di queste aziende, non lo fanno per volontà di supporto, no? Lo fanno per guadagnare soldi. E noi come consumatori dobbiamo essere consumatori critici, come lo facciamo col cibo per esempio, possiamo fare con le tecnologie. Si può diventare dipendenti da... Dipendenti? Sì. Allora, qua ci vorrebbero altre 2 ore di incontro. Provo a farla super riassunta. Allora, tutto può creare dipendenza nel momento in cui io non ho come diciamo, competenze sociali e tecniche per capire come funziona. Poi ci sono anche delle questioni a volte più cognitive, altre cose, ma insomma andiamo su campi, diciamo, più sulla parte medica, e lì può succedere, insomma... diciamo così, come facciamo a evitare la dipendenza? Capendo come funziona. Se io mi sento molto triste e ChatGPT è l'unico modo, o Gemini, quello che volete, è l'unico modo che ho per parlare, per sfogarmi, devo un po' pensare davvero a cosa c'è là dietro. Ricordate prima i calcoli e i numeri, quindi non mi sta dicendo praticamente niente quella piattaforma.
devo trovare la forza anche di chiedere supporto, per esempio. No? Quella dipendenza sta nel momento in cui io ho delle debolezze, e queste debolezze o nei momenti critici capita a tutti, ve lo assicuro. Sono nei momenti in cui nella nostra vita siamo più tristi, no? Stiamo più soli, può succedere, non è un problema, è una cosa umana. Devo però imparare nel tempo, no, a capire a chi rivolgermi, e queste piattaforme, appunto, ricordate, vi danno risposte prestampate, prefabbricate. Si può dire anche tutte le domande, ma queste risposte da dove le ha tirate fuori? Cioè, come sapeva che dentro la scatola nera c'erano queste informazioni e sapeva che c'era una scatola nera? Ho chiesto le AI? Sto scherzando, sto scherzando. Allora, io sono, ho detto prima, io insegno all'università. Chi insegna all'università, a parte fare lezioni agli studenti, quindi parlare con gli studenti, e quindi di nuovo la domanda è quelle cose che dici da dove le prendi, giusto? Ok? Noi facciamo anche molta ricerca. Chi lavora all'università di base è un ricercatore o una ricercatrice, cioè persone che fanno due cose per imparare: studiano dei libri che qualcun altro ha scritto, ok, neanche noi scriviamo, no? Anche io scrivo dei libri, il mio collega li legge, eccetera, e poi facciamo un lavoro empirico, cioè un lavoro di raccolta dei dati. Che vuol dire? Per esempio, io sono un sociologo, lavoro con le persone, no? Mi interessa cosa le persone fanno con le tecnologie, in che modo vivono le tecnologie, quindi quello che faccio, per esempio, è intervistare. Voglio fare una ricerca su ragazzi della vostra età e come usano ChatGPT e Gemini, quello che volete, per l'amicizia, per esempio. Questa è una mia domanda di ricerca. Io seleziono delle persone e domando cosa fai, come lo fai, come ti senti, in che modo, no? Perché ti sei affidato a ChatGPT o a Gemini, perché, no? E facendo queste cose poi noi analizziamo queste risposte e diamo la risposta alla domanda di ricerca che ci facciamo, no? Alla domanda che ci spinge a indagare. Quindi le cose che vi ho detto vengono da ricerche di prima mano, cioè cose che ho fatto io, quindi che ho indagato io, oppure ricerche di altre persone, specialiste nel campo, che hanno magari approfondito, non so, l'uso delle immagini. Allora io mi sono letto degli articoli, dei libri, e ho fatto un po' io a ChatGPT, ho riassunto queste cose e ve le ho date in pasto, tra virgolette, a voi, no? E con le domande poi, vedete, anche qui ci generano contenuti, però in modo ovviamente diverso. Professore, invece lei da utente, sì. Quindi anche lei da usufruitore sì. di chat, dell'intelligenza artificiale in generale, da cosa è affascinato? Beh, allora, per me appunto, la cosa che mi affascina è più che altro la riduzione dei tempi rispetto a, non so, leggere documenti, per esempio, no? Oppure appunto mi affascina molto, la generazione di immagini e video mi affascina molto, cioè mi incuriosisce molto, chiaramente con tutti i bias che abbiamo detto prima, questo però perché lì sono una persona negata nel disegno, e quindi per avere un supporto di una tecnologia che mi aiuta a creare contenuti, certo, questo mi affascina, diciamo così, nel pratico. Dopodiché, diciamo, dal punto di vista invece di studioso, mi affascina molto il rapporto che le persone hanno, sempre quelli più intimi, e questo ovviamente mi occupo di intimità e media digitali, quindi è un po' il mio tema di ricerca. Questa è la cosa che mi affascina molto di più, infatti adesso stiamo facendo anche una ricerca proprio su questi temi qua, per capire un po' come gli adolescenti si relazionano alle tecnologie rispetto alle questioni affettive. Davvero molto interessante. Grazie. Il nostro incontro volge al termine. La ringraziamo per gli spunti di riflessione che ci ha offerto. Grazie a voi. Utilizzeremo d'ora in poi l'intelligenza artificiale con maggior spirito critico. La parola chiave che a me è rimasta impressa e che mi ha anche tanto emozionato è tutto e il contrario di tutto. Potremmo veramente racchiudere questo incontro con queste due parole essenziali che raccolgono i vari contenuti che abbiamo offerto al nostro pubblico in sala e al pubblico presente che ci segue attraverso i canali social e attraverso il canale YouTube. A questo punto vorrei fare un piccolo promemoria per ricordarvi che questo è il primo incontro della prima giornata di Educhiamoci. Nel pomeriggio alle 17:30 saremo collegati con Zoom con il professor Graziano Cecchinato, e questo sarà un appuntamento dedicato ai formatori. Pertanto vedremo come l'intelligenza artificiale possa essere veramente un valido strumento per aiutare docenti nella didattica, per elaborare programmi, per elaborare unità didattiche, materiali
per rendere l'insegnamento ancora più efficace, più coinvolgente. E poi alle 20:30 avremo il collegamento, anzi sarà presente qui con noi in presenza, in diretta, la professoressa Giovanna Mascheroni, e con lei parleremo di intelligenza artificiale, di algoritmi ovviamente, ma dei diritti dell'infanzia, e leggeremo insieme alcune pagine del suo libro. Questo incontro è stato molto interessante, è vero ragazzi? Fatemelo sentire con un applauso. Hanno partecipato molto attivamente, di intelligenti sono intelligenti, certo. Ma abbiamo capito che ora useranno ancora con più intelligenza e spirito critico l'intelligenza artificiale. Grazie a tutti, grazie professore, buon lavoro. Grazie.